Marroncina, dico che la prendono loro. Giovani gay. Tutto pronto per Santa Rosalia, Aquile di Sicilia. Sei qua per non farmi ridere. Ammazza! Ho fatto un cazzo, sono stanco. Non stanco. Allontanati. Domenica sera vengo. Al campo. Perché domenica sera giochiamo? Domenica sera. Ah no, tu non vieni. Vengo. No, io ho detto tu non, Vengo. tu non vieni. A vedere. No, manca perché porti a tasso. Infatti io porto a tasso. Ma va a spalla. Aspetta un secondo. Inizia la partita tra Santa Rosalia e Aquile di Sicilia col possesso per le Aquile di Sicilia. Palla alzata per Ferrara, anticipato, poi Vitale può andare. C'è la chiusura di Amoroso. Cicero. Palla dietro, poi Trezza. Palla lunga a cercare Vitale che riesce a tenerla dentro, poi palla per Cicero. Riesce a stoppare, palla allargare da Vitale, palla tiro! E c'è l'1-0, la sbloccano subito i Santa Rosalia con Vitale. 1-0 dopo 40 secondi in vantaggio. Palla parlato, palla a cercare il 10, non riesce a tenere il pallone in campo. Palla a cercare Vitale. Stop non contento, però palla che ritrova Lipe con l'esterno a mettere in moto Cicero. Cicero! Il miracolo. Poi ritorna Vitale sul pallone, poi il 4 Ferrara a ottenere qualcosa. Vitale con la ruletta, poi cerca di passare in mezzo a due, lo fa ancora. Vitale da Cicero, c'è un contatto, l'arbitro lascia giocare, poi Ferrara, palla dentro a cercare parlato. Non si sono capiti due, quindi Vitale può salire, ancora il 24, mette palla dall'altra parte per il 7 in angolo. Palla morta, adesso non possono partire da quelle di Sicilia. C'è il contropiede con Parlato, prova la conclusione, deve volare Trezza per mettere questo pallone in angolo. A battere ci ha messa dentro, ottiene il possesso. Palla per Pagnotta, poi Trezza da Vitale, non aggancia benissimo, poi c'è un 3 contro 1 Ferrara. Ha parlato, palla dentro per Gueccia che non riesce ad arrivare a questo pallone, rimesso al fondo. Possesso di Santa Rosalia con Pagnotta. Quindi Pagnotta a gestire il giropalla adesso dei Santa Rosalia con l'esterna a cercare Cicero, palla che scorre e che termina nelle braccia dell'estremo difensore dell'Aquile di Sicilia. Ferrara per Parlato,
Ferrara da Amoroso, quindi Ferrara. Ungolino, non si capisce il movimento con Gueccia. Andrà rimesso laterale per Santa Rosalia, battuta da Trezza, pescato Cicero, 1-2 che si chiude. Cicero riesce ancora a tenere il pallone in campo, poi sombrero ancora del 10, poi palla per Vitale che aggancia, sposta il pallone e poi interrotta l'azione offensiva di Santa Rosalia con Gueccia, quindi parlato. Ferrara dietro, Gueccia, ancora il 10, va da Ferrara, si torna da Vitale, palla per Pagnotta, Amoroso butta il pallone in avanti nelle zone di Trezza. 8 milioni di persone ci sono di là. Pagnotta, palla per Vitale, Trezza da Pagnotta, si torna ancora dall'estremo difensore, dall'ultimo uomo, poi Pagnotta riescono a uscire bene in Santa Rosalia, palla per Cicero, rimessa laterale. Vale, poi pulisce la mente. Appena un momento di pausa, no? Come di cognome quello con la maglia azzurra? Catalano. Parlato, palla per Gueccia, ora parlato, prova la conclusione e c'è il pareggio dell'Aquile di Sicilia con il 21, 1-1. Pareggio nell'Aquile di Sicilia, adesso Catalano per Pagnotta. È uomo contro uomo là. Ancora Catalano cerca il pallone centrale. Parlato intercetta. Ancora Parlato! Trezza in angolo. Ferrara mette dentro la Gueccia, poi va dietro da Amoroso, prova di prima il tiro, poi il 10 sposta il pallone, allarga involontariamente da Parlato, ora con l'esterno cambia gioco dall'altra parte per Ferrara, conclusione alta del 4 dell'Aquile di Sicilia. Catalano, viene incontro Cicero, si prende il possesso il 10, cambia il gioco dall'altra parte a cercare Pagnotta che non riesce a tenere la sfera in campo nel rettangolo di gioco, quindi Amoroso, Gueccia allarga non bene dal 4 ma riesce a tenerla comunque in campo. Parlato col tacco a cercare Amoroso, cambia il gioco e c'è il contropiede per Santa Rosalia con Vitale fermato irregolarmente. Calcio di punizione per il Santa Rosalia dopo il fallo subito ai danni di Vitale. Calcio di punizione al punto di battuta
C'è Vitale e Catalano. Fischia l'arbitro. Parte Vitale sulla barriera. Ha messo la trele per il rosanero. Lascialo da Moroso. Lascialo da Moroso. Quindi Pagnotta per il 10. Cicero che Ferrara recupera il pallone. Allora ha parlato, l'ha messa 2-1. La ribaltano la Aquile di Sicilia con la doppietta di Parlato. Cicero, Catalano chiede movimenti che non trova, c'è Vitale che si abbassa, adesso può andare il 24, Parlato la mette fuori e ottiene la rimessa laterale Vitale. Quindi Catalano con l'esterno da Cicero col tacco, non riesce a trovare il suo compagno con la maglia rosanero. E allora Parlato trovato, allora può spostare il pallone e calciare. Trezza si oppone. Allora Pagnotta a tenere il pallone dentro. Quindi Vitale anticipato da Gueccia. Parlato, partita che va molto veloce. Gueccia non riesce a trovare lo stop. Cicero cerca di cambiare, Parlato però lo ottiene, allora ritorna il possesso per l'Aquile di Sicilia. Partita che va a ritmi alti. Con Ferrara col tacco, Catalano. Poi l'ha preso Groi. Allora Cicero può avanzare con l'esterno, fuori misura per Vitale. Arriva ora, appoggiati. Ancora Sgroi. Poi la recuperata di St.Rosalia con Cicero. Tocca Catalano. C'è un po' di spazio per Catalano che chiede movimenti, non arrivano, poi palla a cercare Vitale che si gira e prova! 2-2, doppietta di Vitale, un lampo. 2-2. Gueccia allarga da Sgroi, palla alta. Catalano. Può avanzare Catalano, allora guarda un attimo la porta, poi sposta con la suola e perde il possesso del pallone. C'è un contropiede, 3 contro 2. Gueccia, il 10, sposta il pallone e calcia. Murato. Buone. 12. Catalano si affida a Trezza. Ancora Catalano con l'esterno, cerca di mettere in moto Pagnotta, palla che capita nei piedi di Vitale. Quindi il 24 cerca di andarsene, ancora palla che capita nei piedi di Pagnotta. Poi Catalano con la conclusione della distanza si oppone, Parlato, allora contropiede per il Aquile di Sicilia. Parlato, ancora piazza! Tripletta! 3-2, ancora avanti l'Aquile di Sicilia. Allora me ne stanno. Ma io l'hai fatto, mi sono messo così. Anche così? Aspetta, vai, ce l'hai. Catalano alza il pallone nelle braccia di Michiche. Vitale la mette, poi Michiche. Allora Parlato si gira,
Vada Sgroi. La tocca Trezza in angolo. Palla messa dentro, non c'è nessun compagno. Pagnotta a cercare Vitale, palla fuori misura. Aggancia Gueccia, allarga da Ferrara. C'è un po' di spazio per salire. Premiato sulla corsa di Gueccia. Palla arretrata per Parlato, ancora dal 10 che riesce a girare da Ferrara col tacco messo davanti la porta Gueccia. Conclusione e ancora calcio d'angolo. Un altro miracolo di Trezza. Sprecato l'angolo, adesso può partire Vitale con sull'1 contro 1. Ancora Vitale, sposta il pallone e allarga da Pagnotta che non si sono capiti i due. Il 24-7 di Santa Rosalia. Gueccia cerca di andare, vede Parlato. Ferrara scambio con il 21, ancora Ferrara. Quindi Parlato dietro da Gueccia. Sgroi. Prova. La conclusione da distanza. Il 21 si oppone Cicero. Ferrara da Sgroi. Miracolo di Trezza. In angolo. 3-2 per gli Aquile di Sicilia. 3-2 per le Aquile. È doppietta di Vitale dopo. Parlato. Occhio che deve guidare lui, eh? Occhio che deve guidare lui. Ciao. Parlato. Sgroi, passa, se ne va. Poi Trezza. Allora Romeo. Parlato. Messa dentro da Ferrara. Palla che non è entrata miracolosamente e poi Parlato ancora. Trezza. Parlato. Ferrara. Ancora il 4, aspetta movimenti, vede Gueccia. Sposta il pallone poi travolto da Vitale e ottiene il calcio di punizione. Parlato, cambia da Ferrara. Alza il pallone per il 21. Palla troppo alta. Possesso per Santa Rosalia con Romeo. Trezza. Ancora Romeo. Cerca di salire, si torna dal portiere, ha messo alto per Catalano, non ottiene un controllo felice, ma riesce a ottenere il calcio d'angolo. Trezza da Roma, adesso tutti alti Santa Rosalia. Romeo prova la conclusione, palla che rimane lì col tacco. Palla poi Romeo butta un pallone in avanti. Torna! Gueccia. Premiato Parlato. Poi se la mette dentro e poi Ferrara non riesce.
a ribadire in porta. Eventuale gol del 4-2. Raccoglie il pallone Romeo. Chiama un movimento che non arriva. Poi Trezza scava il pallone per Vitale che aggancia però del gol olimpico. Poi Cicero, la parata di Micci che è in angolo. Batte Cicero per Catalano. Si torna da Romeo. Ancora Catalano. Spalla alla porta, cerca di girarsi, lo fa e poi la conclusione ancora da parte di Micciche. 20. L'ha messa dentro Vitale al volo. Angolo dall'altra parte con Cicero. Cerca di chiudere l'1-2 con Vitale e Gueccia col dribbling a uscire. Che in modo stiloso Gueccia allarga da che cambia da Gueccia. Punta, la mette dentro da Sgroi. Ancora Trezza a tenere alta la difesa e il muro di Romeo. Palla che termina in calcio d'angolo. Rimessa laterale per le Aquile di Sicilia. Sul punto di battuta Gueccia sposta il pallone per ora time out. Romeo, palla dietro. Trezza. Torna ancora da Romeo. Trezza. Palla centrale da Cicero. Cerca di girarsi. Cicero sposta e poi la mette dentro. Il gol del 3-3. Tutto in parità dopo il gol di Cicero. Angelo! Movimento di Gueccia che non viene servito. Quindi parlato. Cambia dall'altra parte. Ancora il 21. Dietro Gueccia. Sale Gueccia. Erca, palla porcata, poi Catalano lungo da Vitale. Non riesce a effettuare, poi Sgroi. Punta, sposta il pallone. Calcia. Trezza. Avete vinto 14-0, ma che fa Angelo? 18-0. Abbiamo fatto la squadra. La difficoltà principale? Ah, però non è quelli erano in 5.
Romeo. Trezza. Vinci che palla per Gueccia. Sale. Ha un po' di spazio il 10. Perché con l'esterno. Poi dall'altra parte vede la conclusione. E c'è il fine. Primo tempo 3-3. Pronta per iniziare. Inizia la seconda frazione di gara sul punteggio di 3-3. Quindi St.Rosalia che hanno trovato il gol a finale del primo tempo con Cicero. Catalano dietro da Romeo. Trezza. Scava il pallone dentro da Pagnotta. Cercava un gol impossibile. Gueccia sale, aspetta spazi, movimenti, qualcosa che fin qui non è arrivata. Torna dietro da Amoroso, dentro da Ferrara. Quindi Gueccia, Pagnotta anticipa, ma palla che torna lì, Sgroi, passa e Trezza. Sugli attenti. Palla per Amoroso. Cerca di andare, cerca di passare in mezzo a tre, poi l'ultimo tocco è rosa. Rimessa tale per l'Aquile di Sicilia con Amoroso. Gueccia da Ferrara di prima per Sgroi, non riescono a intendersi
I due rimessi laterale per il Santa Rosalia, battuta velocemente. Trezza da Pagnotta, dentro da Catalano che cerca di tenere il pallone a spalla alla porta e di passare. Non c'è fallo secondo l'arbitro. E Amoroso la conclusione. Sgroi, palla dentro, Gueccia fuori. Trezza batte corto da Romeo, si torna dal numero 1, poi palla fuori misura. Ma è deluso alla vita. Amoroso da Gueccia. Prima c'era ora che cosa c'è la storia di Poleo. Ancora il 10. Ormai dopo quella finale persa contro i Cavallini è finito. Contro? No, con i Cavallini. È andato. Ha dato tutta quella posizione a prendere. Cicero torna, recupero difensivo. Pagnotta cercano di uscire Santa Rosalia, lo fanno bene con Cicero. Fra 3 contro 1, Cicero triplicato. Il Ferrara torna. Amoroso, palla per Ferrara. Amoroso dietro da Miccichè. Amoroso, Catalano. Cicero con l'esterno da Pagnotta, 1-2 che non si chiude. Angi, di a Umberto che ci trovo scarica al 5. Diglielo, no, testa minchia. Muori. Palla per Trezza, centralmente da Catalano con l'esterno. Vitale riesce a passare. Ancora il 24. Mette dentro da Pagnotta. Conclusione che termina sull'esterno della rete. Quindi Sgroi riesce a andare da Gueccia. Ferrara. Possesso per l'Aquile di Sicilia che cercano con insistenza il gol del vantaggio. Gueccia, c'è il movimento di Amoroso, non servito. Adesso Ferrara col tacco, lascia il pallone per il 10. Scambiano due. Ferrara un po' di spazio. Ferrara lo prova! Con la deviazione Trezza ci arriva. Pagnotta da Trezza, alza il pallone fuori misura. Possesso Aquile di Sicilia con Gueccia. Amoroso, ancora il 10. Arriva prima Vitale a pressare forte, ma l'ultimo tocco è il suo. Gueccia, questa volta movimento di Amoroso servito, ma con i giri sbagliati. Vitale ha un po' di spazio per andare. Ora Vitale lo prova! A distanza c'è la parata di Miccichè e calcio d'angolo. Vitale! Il gol del 4-3. Antonio, andarci piano. Vale, poi segnalo questo. È unica.
Ferrara per Amoroso. Vitale torna. Amoroso di testa. Dietro per Micciche. Gueccia. Punta Cicero. Gueccia raddoppiato, deve tornare dietro da Amoroso. Prova il muro di Catalano. Ho parlato che si affida al 21, un po' di spazio! Che gol ha fatto? Il 21! 4-4. Parlato. 2. Facciamo calciare. Pagnotta. Trezza. Palla alta, giocare Pagnotta. Prova il gol al volo. Palla sopra la traversa. Giusto il 3. Si spegne niente. Spegne e si spegne. Cosa? Mi servirebbe un powerbank. Catalano da Cicero. Palla messa dentro Micciche. Palla lunga Cicero la recupera poi Pagnotta. Vitale. Sposta Vitale, ne salta uno, poi prova il Catalano sul fondo. Rimane a destra. Ferrara, Amoroso, palla alta per Parlato e tiene la rimessa laterale perché l'ultimo tocco è di Vitale. Quindi Ferrara, poi Gueccia. Si ritorna da Amoroso. Prova una conclusione alla Parlato. Trezza. Cicero, palla lunga, cercare Vitale, c'è la chiusura di Ferrara. Pagnotta, quindi Vitale, poi il recupero delle Aquile. A uscirne c'è Parlato, cerca di fare azione solitaria, Pagnotta recupera la sfera. Fallo commesso da Parlato. Quindi Catalano, un po' di spazio, guarda la porta e va per il dribbling. Parlato, è un 3 contro 1. Parlato la mette dentro e c'è il miracolo di Trezza. Vitale sale dentro da Catalano, se lo divora pure lui. Partita che non si ferma un attimo. Ferrara da Parlato, un 3 contro 2, Parlato, la sposta, la mette alta. Trezza, si cerca uno spazio, Cicero trova Pagnotta. Ferrara anticipa, riesce a tenere il pallone in campo. L'ultimo tocco di Catalano, quindi rimessa laterale per le Aquile di Sicilia. Con Ferrara. Quindi Micciche da Gueccia. Cambia da Ferrara.
C'è un po' di spazio per salire. Sgroi cerca di mettere un pallone dentro, Cicero dice di no. Ci torno all'1. Mettilo. No. Così? Sì. Grande. Vai. Ci vediamo domenica sera allora. È solo secondo. Pagnotta. Dietro da Trezza. Catalano. Cerca il dribbling con la suola. E la conclusione. Troppo alta. Poi Micciche. Da parlato. Squadre lunghe. Rimessa laterale per le Aquile con Gueccia. Ancora il 10. Guarda per un attimo la porta, poi ci ripensa. Ancora Gueccia. Lascia il pallone lì da Sgroi. 5-4. Vantaggio delle Aquile con Sgroi. Tornano avanti nella quella di Sicilia. Il 13° del secondo. Le marcature. È mio. Pagnotto da Cicero. Di Cicero, palla lunga, intercettata. Trezza lunga a cercare Vitale che commette fallo. C'è un po' di nervosismo in campo adesso da parte delle Aquile con Sgroi, mentre le Aquile ne approfittano. Sgroi, doppio passo! Che si ferma sul palo. Pagnotta. Cicero. Dietro da Trezza. Cerca il dribbling. E davanti da Vitale che riesce ad agganciare. Poi sposta, Vitale se ne va. Vitale! Sul fondo. Amici che da parlato che cerca di salire come un treno. Fallo ma si applica la norma del vantaggio. Gueccia, conclusione, morata da Vitale. L'anticipo di Ferrara. Ancora il 4. Cerca di andare. Ferrara in calcio d'angolo. Palla messa dentro da parlato. Trezza prende pure questa. Cicero. Sgroi riesce ad andarsene, a girarsi. E ancora c'è il muro dei Santa Rosalia. Gueccia attende e si affida a Ferrara. Sgroi si gira, guarda la porta, poi Pagnotta, c'è Vitale, uno contro uno col portiere. Vitale alla larga. Ferrara da Sgroi che cerca di tenere il pallone, spalla alla porta, si gira l'8. Ancora Sgroi si affida a parlato. Ancora il 21. Palla allargata a Ferrara. Ferrara va dalla via di Gueccia, quindi Ferrara dentro da parlato con la punta, palla alta. Romeo si torna da Trezza, in palla a cercare Cicero, c'è Gueccia, la sfida dei 10. Pagnotta la mette, c'è il miracolo di Micciche.
Michiche, palla lunga, Cicero la sporca in rimessa laterale per le Aquile. Batte parata, la mette dietro da Guaccia, la raccoglie Michiche. Quindi Guaccia da Sgroia, anticipato da Pagnotta. Allora c'è Vitale, si affida a Pagnotta, irregolare, e c'è calcio di punizione. C'è il time out. Si riprende la calcio di punizione per il Santa Rosalia. Dal punto di battuta c'è Cicero. Il 10 al punto di battuta. Fischia l'arbitro. Parte Cicero. Michiche a opporsi. Pagnotta la mette dentro, parlato allontana. Romeo da Trezza. Sale Trezza. Dietro da Romeo, cerca di mettere un pallone alto, poi la ripropone in avanti in rimessa laterale. Rimessa laterale per il Santa Rosalia. Trezza, palla che rimane lì e riesce a salvare un pasticcio di Santa Rosalia. Trezza davanti da Catalano, si sposta, calcia alta. Michiche da Ferrara, e allora Trezza errore, parlato, sposta il pallone, va da solo, conclusione alta. Trezza va da Romeo, alza il pallone per Catalano, va per il tiro, larga. Pescato, Ferrara l'uscita errata di Trezza, quindi parlato! 6-4, più 2 delle Aquile di Sicilia, ancora con parlato.
Raga, scendete, oh! Sono due così, oh! Pagnotta, palla per Catalano, si gira, Catalano con la punta. Calcio d'angolo. Marcatura. 1, 2. Batte Catalano, la va dietro da Cicero. Aggancia il 10, Pagnotta. Vitale. Quindi Cicero sposta il pallone e poi l'ultimo tocco è di Cicero. Rimessa laterale per l'Aquile. Cicero da Catalano. Cerca di girarsi, Catalano poi lascia il pallone lì e c'è un 2 contro 1. Sgroi da Parlato. Torna dietro, aspetta. Il momento giusto, Parlato sposta. Conclusione sporcata in angolo. Sgroi messa dentro. Parlato, allarga da Ferrara. La mette sul secondo a cercare Sgroi fuori. Parlato intercetta. Mette il pallone dentro e c'è il vantaggio che non si concretizza. Il calcio di punizione per le Aquile. Quinto rosa. 1, 2. Calcio di punizione dell'Aquile. Sul punto di battuta c'è Parlato, si allontana, quindi il prescelto sarà Ferrara. Fischia l'arbitro. Parte Ferrara sulla traversa. Da Ferrara. Ancora da cambio dall'altra parte da Parlato. Parlato dentro nei piedi di Ferrara. Posta con la suola. Raggiochi di gambe. Ferrara dentro da Sgroi. Trezza. Poi controllo non fortunato di Ferrara. E Amoroso si ottiene pure la rimessa laterale. Michiche, errore e poi Vitale ne approfitta. 6-5. Al termine dei tempi regolamentari per entrare nei minuti di recupero. Gli ultimi 2 minuti poi si scoprirà il vincitore di questa partita. Sgroi, conclusione che impensierisce Trezza, a tal punto di toccarla. Amoroso di testa alta, tocca la rete, quindi rimessa laterale per il St.Rosalia, che adesso cercheranno di tutto. Per buttare un pallone in avanti alla ricerca disperata del gol, del pareggio. Cicero, Trezza da Vitale, la ruleta, Vitale, la parata di Michiche, poi rimessa laterale per il rosanero. Cicero, palla fuori misura. Michiche, Vitale tocca il pallone prima di tutti, ma effettivamente si porta il pallone fuori. Ancora fuori dall'altra parte, rimessa per le Aquile con Ferrara che cambia dall'altra parte da Sgroi, tutto solo, pescato tutto solo Sgroi. Conclusione fermata da Trezza. Adesso Amoroso con l'esterno a ottenere la rimessa laterale. Con l'ultimo giro dell'oggio Parlato, posta il pallone e calcia, ancora Trezza. Sgroi da Parlato, posta e lo riprova, palo e poi la mette dentro Sgroi. Pallone che capita lì e la mette dentro. Finisce qua 7-5.